Tenente Colonnello Giovanni Palatini, sono il comandante del reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa. Allora, partiamo seguendo il Valenti. Si scopre che, come una fenice, Greco era risorto alle sue ceneri e di fatto portava avanti la Vittoria PAC, imponendo un regime criminale, ovviamente di affari, nel territorio di Vittoria. Sì, Emanuele Greco, detto Elio, quindi continua con la sua attività nonostante il sequestro dell'azienda di famiglia, la Vittoria PAC, riesce ad avviare comunque un'attività nel commercio del packaging grazie anche a una serie di relazioni che lui intraprende con alcuni altri imprenditori sempre del settore conniventi, che gli consentono comunque di gestire il proprio commercio da una parte, oppure di porsi come broker tra questi imprenditori e gli eventuali acquirenti a cui in qualche modo veniva imposto di comprare il packaging per l'ortofrutta. Il ruolo dei sodali? Il ruolo dei sodali è legato al fatto che Greco ovviamente gestisce tutta questa sua attività grazie anche ai figli, grazie a altri imprenditori, come abbiamo detto prima, che gli consentono comunque di avere relazioni anche con altri gruppi di Cosa Nostra sul territorio della provincia di Ragusa, ma anche in tutta la Sicilia sudorientale, quindi relazioni con Cosa Nostra Gelese, Clan Rinzivillo, con Cosa Nostra Catanese, con Cosa Nostra di Lentini, Clan Nardo. Tentati omicidi? Ci sono stati degli episodi di tentati omicidi che ovviamente hanno una lettura che riguarda appunto le dinamiche tipiche dell'imposizione della propria diciamo volontà di gestire il territorio sotto il profilo del commercio e del packaging, e quindi hanno portato a volte il gruppo dei Greco a dover essere particolarmente convincenti verso alcuni imprenditori o da alcuni acquirenti che era necessario che comprassero il packaging presso le aziende che venivano indicate.